Lo 19 di marzo è San Giuseppe e 2 giorni prima a Revenusa si girano le tavole. Vanette, un germoglio di gente, che lo paese pare in sti giorni hanno vissuto. Una croce addomata, fuori delle case, dice a tutti: venite gente, venite, ci sono l'angelo dello Signore. Ogni tavola è una grazia ricevuta. A tale alle di fora, in sti giorni sante, pareno pezzi di paradiso posate in terra. Velo bianco in tutta la casa e a centro San Giuseppe, lo bambino e Maria. Nelle tavole non manca niente: torte e cose dolci fatte di casa, cannola, sciardona e ravioli. Ogni tanto un bicciletto a moglia e silicalita. Un piatto di fave fresche, un panaro chino di ficodigni fuori stagione, minnolicchi e una rappigedda di ragina. Per l'occasione la padrona di casa ci mindi la meglio tovaglia ricevuta a piddota, tutta raccamata. 2 angeluzzi con la spada a mano recitano scene dello Vangelo. Con la veste celeste e l'ale pareno angeli davvero. Alla fine di ogni parte le gente contente abbattono le mani e partono pennata in danato quartiere. Tutto questo non è eresia, ma devozione di un popolo che crede a Dio e lo suo mistero. Ah, quasi mi scordava dello pane fresco fatto di casa con la scritta Viva San Giuseppe, padre dello bambino e sua madre, la Vergine Maria.